Partiamo? Siamo già in diretta? Oggi c'è il vuotone delle grandi occasioni, oggi. Il tempo... A Milano quando piove vanno tutti per lumache, quindi non si vede nessuno in giro. Se la fanno tutti sotto. Allora, facciamo ancora un paio di canzoncine prima di entrare proprio nella diretta vera, che è una diretta che ricordiamo è per la raccolta fondi a favore di Emergency. Emergency. Io devo imparare a dire emergency perché non mi viene a dire emergency o emergency. Vabbè, comunque. Facciamo ancora un paio di canzoncine per scaldare il pubblico delle grandi occasioni. Puoi fare vedere all'operatrice, mia moglie. Dietro abbiamo Margherita di 8 mesi, dietro di noi, che sta rompendo la casa. In questo momento scriva Stand By Me, per così capiamo che c'è. Oh darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should rumble and fall, the mountain should crumble to the sea. I won't cry, no, I won't shed one tear just as long as you stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me. Oh yeah! Beh dai, un 4 persone ci sono davanti. Allora io oggi questa diretta la vorrei impostare sulle canzoni che abbiamo cantato qua in questi 2 mesi, no? Abbiamo cantato tante volte dal balcone, c'è proprio ormai un pubblico da affascinato. Guarda la signora ci può salutare? Siamo in diretta per raccogliere fondi per Emergency. L'ho detta giusto? Anche lì c'è un signore. Allora, abbiamo fatto tante canzoni, tra cui questa. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stone. Girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Non era bello ma accanto a sé aveva 1000 donne se cantava Help e Ticket to Ride. Ecco là abbiamo una signora che proprio arriva direttamente dagli anni 60, vero? Però tu stai calma, tu devi c'è una Pacino rosa, la vicina che tra l'altro è di un altro condominio, quindi io mi dissocio assolutamente da lei, ma queste canzoni che abbiamo cantato dal balcone, abbiamo visto che c'erano i ragazzi dei 16-17 anni che non è che le conoscessero tanto bene, allora abbiamo pensato di farne anche una versione riammodernata, cioè la stessa canzone ma che parla della società di oggi, così i ragazzi non sento parlare del Vietnam, dei Beatles, Rolling Stones. Il 68, se tu vai da un ragazzo di 16 anni e chiedi che cos'è il 68, ti dice è un autobus. Allora, riammoderniamo tutto. C'era un ragazzo che come me amava Gali e Mahmood. Conoscete tutti Mahmood? Vuole avere soldi, soldi. Guarda come lo conosco. Soldi, soldi. Qui è un condominio che Mahmood va alla grande, Girava il mondo con Google Maps, dall'Ambrate all'America. Lui non è bello ma canta
60 va viva, chi me la dà? Ma ricevette una notifica, la sua bolletta lui non pagò, gli han tolto la fibra ottica. Stop Instagram, stop mi pay you po', adesso copia i numeri nei cessi all'autogrill. C'è anche un potenziale suicida. Non ti suicidare per adesso, eh. Aspetta la fine della diretta almeno. Come va? Sandro, lui è il Sandro. Generale dietro la follia. Abbiamo cantato anche questa, ve la ricordate? Ci sta la notte, trucca ed assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramo, sembra una bambina di 50 anni, di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. La 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 la. Sentiamo tutti? Ecco, ma anche questa è una canzone che un ragazzo di 17 anni non sente sua. Questa è una canzone che parla della prima guerra mondiale. Se vede un ragazzo di 17 anni e gli chiedi chi ha vinto la prima guerra mondiale, ti dice il Real Madrid. Allora, rimoderniamo anche questa canzone. Pensiamo che il testo l'abbia scritto, che ne so, Sfera e basta. Potrebbe essere un testo tipo: in generale, anzi, cereali e latte la mattina, poi la notte rum e cocaina, e in mezzo al prato c'è una signorina, curva sugli amici, sembra cicciolina. Dici 18 anni ho qualcosa in me, ma con la quinta di reggiseno, con un bel nome che fa rima con un fiore, si chiama Salvatore. Ecco, a me piace pensare che... Grazie, chi è stato? Simo! È di là, vabbè. Non si può vedere perché siamo su un altro balcone. Aspetta, mi inquadri, vado nell'altro balcone. Aspetta, va sull'altro balcone. Dov'era Simo? Eccomi, mi vedi? Ciao Simo. Allora, Mi sta morendo il telefono. sta morendo il telefono, speriamo di riuscire a finire. Che ore sono? Non lo so, vai. Noi andiamo avanti. Tra l'altro oggi da Genova ci è arrivato un bellissimo pacco con basilico. Quindi io vi benedico, basilico, focaccia, salame di Sant'Olcese, è arrivato di tutto. Le fave, che domani è il 1° maggio, ringraziamo, si può dire del consorzio basilico dopo? Sì, ringraziamo. E ricordiamo che questa diretta è fatta per raccogliere fondi per emergency, per l'ospedale di Bergamo e tutte le iniziative che hanno fatto in giro per il mondo. Io continuerei, se vi va, con queste canzoni che per me non rimangono attaccate a quando sono state composte, ma in qualche modo seguono l'andamento degli anni, no? Se voi pensate a una canzone come Vita spericolata di Vasco. Ehi. Ecco, Vasco fa sempre ehi, no? Lo faceva anche a 20 anni, ehi. Adesso ne ha 65, a 20 anni ehi. È rock and roll, a 65 magari ti stai cagando addosso, inizi, no? Può essere un problema. Voi immaginate Vasco a vedere i cantieri, adesso c'ha un'età che è... Allora, anche Vita spericolata potrebbe seguire l'andamento dei tempi, no? Potrebbe essere Vita spericolata come la canterebbe Vasco adesso, per un signore di 66-67 anni. Voglio una vita da pensionato, che gioco a bocce e non mi drogo più. Voglio una vita
morigerata, voglio una vita come quella dei Pooh. Voglio una vita a giocare a carte, Ligabue che non mi batte mai. Voglio un po' d'acqua e un howling che non si sa mai. C'è anche l'elicottero. Ciao! E poi ci troveremo con vecchie star a bere il chinotto al Roxy Bar, o forse in un cantiere casomai a rompere la minchia agli operai, ognuno col suo cane, ognuno giù al parco, ognuno che si è perso, ora son cazzi suoi. Ma qualche volta fai pensieri strani, con una mano ti sfiori, tu solo dentro la stanza per forza e la badante fuori. Non Vincenzo, TPU! TPU! Ma tu hai uno scazzo che te lo sei portato da qui, dai, un po' di... Siamo in diretta per Emergency, su Facebook, diretta Facebook. Un po' di entusiasmo. Grandissimi, questo è il vicinato più forte che c'è. Siamo a Lambrate, rimembranze di Lambrate e Conte Rosso, siamo top, possiamo dirlo. Certe notti la macchina è calda, dove ti porta lo leggi delle... Ecco, anche Ligabue, devo dire che l'ho visto un po' invecchiato. E allora, secondo me, anche certe notti dovrebbe seguire l'andamento di uno della sua età. Potrebbe essere: certe notti ti alzi 6 volte perché devi andare a farla pipì. Certe notti la palpebra cala, son neanche le 9 davanti al TG. Certe notti c'è qualche ferita e la polizza vita ti rimborserà. Quelle notti poi torni da Mario, ma Mario è morto ormai 10 anni fa. Non si vuole stare soli certe notti qui, se ti addormenti muori così o così. Certe notti ti penti di quando hai detto anni fa ci vediamo da Mario prima o poi. Certe notti qui, certe notti lì, certe notti su. Vi benedico e viva voi! Vi benedico nel nome del basilico, del pesto e delle trofie e della focaccia pure. Facciamola. Che ore sono? 6:15, facciamo ancora due cazzatine, no? Possiamo fare una canzone che si chiama Lisa dagli occhi blu, la conoscete? Prima che tanto tutti insieme. Lisa dagli occhi blu, senza le trecce, piove silenzio tra noi, vorrei parlarti ma te ne vai. Allora, io mi sono sempre chiesto, ma in tutti questi anni blu, nessuno ha mai chiesto la sua versione della storia. Noi abbiamo sempre sentito la versione di Mario Tessuto, no? Grandissimo sarto, però il punto di vista di Lisa dagli occhi blu nessuno ce l'ha mai raccontato. Adesso voi vedete apparire da questo balcone Lisa dagli occhi blu che canterà la sua versione della storia. Son Lisa dagli occhi blu, c'è una ragione se non ti parlo più. Tagliai le mie trecce perché presi pidocchi proprio da te. Adesso sono tante canzoni che hanno proprio dei protagonisti, no? Ad esempio, non so se vi ricordate,
Questa di Marinella è la storia vera. Questa è De André, conoscete tutti De André? De André, Lauzi, Bindi, la gioia di vivere genovese, no? Questa allegria che abbiamo portato in tutto il mondo. Al Carnevale di Rio utilizzano proprio le canzoni di Gino Paoli, da quanto sono allegre e estroverse. Questa di Marinella è la storia vera che scivolò nel fiume a primavera, ma il vento che la vide così bella dal fiume la portò sopra una stella. Ma siamo sicuri che è la versione di Marinella? Io adesso vedrò uscire da quel balcone proprio Marinella e sentirò la sua versione. Io sono Marinella e non sono morta, avevo i creditori alla porta, ad un assalto ho messo la mia maglia, così ho fregato quelli di Equitalia. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, la chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena giunta alla stazione del paesino di Sant'Ilario, si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, Bocca di Rosa nell'uno o nell'altro, lei lo faceva per passione. E Bocca di Rosa, adesso non vado d'altro, facciamo che sbuca di qua, è una questione di ritmo. Tutti mi chiamano Bocca di Rosa, per la fiatella, tutti mi chiamano Bocca di Rosa per la fiatella che non è bella. Aspetta che è arrivato uno sotto, ti devo benedire anche a te, scusami. Mi hanno assunta all'ufficio Equitalia nel paesino di Sant'Ilario. Ho scoperto che tal Marinella non versava le tasse all'erario. Si salari picca e spesso una dote di cui siamo colmi i grandi evasori, e come un tronco si abbatte con l'ascia, ha detto in giro che sono bagascia. Fabrizio De André, la 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 la. Grazie mille! Focaccia a tutti voi! Focaccia a tutti voi! Donate per Emergency! Adesso facciamo veramente un applauso a tutti i medici, non solo quelli di Emergency, tutti i medici, tutto il personale sanitario che in questi mesi si sono fatti un culo e hanno fatto... Solo l'applauso, basta quello. Applauso. Grazie ragazzi! Vi ungerò con la mia focaccia! Grazie!